Matteo, capitolo 6. Elemosina e ipocrisia. State attenti, non facete bene solo per essere apprezzati innanzi all'occhio della gente, perché se farete così non potrete avere nessuna realia ad in mano rubate vostre castancelle. E quando poi fai l'elemosina a un pezzente, non ti mettere a suonare la tromba innanzi a te, come fanno i farisei in sinagoga loro e per mezzo e via. Loro ogni cosa che fanno, la fanno solo per essere apprezzati e regnute e annore a tutta la gente. Io vi posso assicurare che chi stanno già avuto quello che l'ha toccato. Se invece tu vuoi aiutare veramente qualcuno e lo vuoi fare a carità, non lo ricerca a nessuno, manca all'amici tuoi più cari. Anzi, manca a te stesso, perché a mano mancina tua non ha da sapere quello che fare ritto. Solo danno che le lemosine tua resteranno scuse, ma Dio, o Padre vostro, che per pure tutte quelle che hanno scuse, vedranno un giorno, non compenso rosso in tuo regno suo. Preghiera e ipocrisia. E quando vi mettete a priare, non facete come fanno i favazzi che si mettono a priare in sinagoga e in l'aria e nella città, solo per far vedere innanzi a tutta la gente che loro stanno priando. Io vi posso assicurare che loro hanno già avuto quello che avevano a avere. Tu invece, quando ti senti a priare, trasdeni rinda la camera tua, zira da rinda e mettiti a priare là dentro il padre tuo, perché il padre tuo ti sente pure a rinda a chi lo pizza. Chi hanno scusa, e il padre tuo, che avere pure rinda oscura, ti darà a mangianza soia. E quando vi mettete a priare, non moltiplicate parole come fanno i pavani, che pensano che quando più parlano innanzi a Dio loro, tanto più Dio finirà per stare a sentire, a così e l'accontenterà presso. Io invece vi dico, non facete pure voi come a loro, perché Dio che è il Padre vostro sa già, ancora prima che voi rapite a bocca, tutto quello che vi serve in la vita vostra. O Padre nostro, quando voi vi mettete a priare, recita così: Padre nostro che stai in cielo, fa che tutta la gente ti accettassero come a Dio, che il regno tuo si spannesse in coppa a tutta la terra e che l'uomo ne facessero volere tuo in coppa a sta terra, proprio come l'angelo tuo lo fanno in cielo. Lanci tutti i giorni che il pane, che non ci serve per campare. Perdonaci tutti i peccati che facciamo contro te e lancia forza per perdonare a tutta quella gente che ci fanno infamità. Non ci fa cadere in dei peccati, salvaci invece a chi non fa mone che ci tormenta. Perché se voi perdonarete e mancanze che faranno a voi, a gente pure o Padre vostro, che sta in cielo, perdonerà i peccati vostri. Se voi invece non perdonarete a tutti gli altri uomini, manco Padre vostro perdonerà i peccati vostri. Digiuna ipocrisia. Quando vi mettete a fare un rione, non vi comportate come i favazzi, che quando fanno un rione si sfiorano la faccia, si fanno vedere afflitti e ammalati, solo per far vedere che stanno facendo una penitenza. Io vi posso assicurare, già che hanno avuto quello che la tocca. Tu invece, quando fai un rione, una penitenza, lavati la faccia e mettiti pure un profumo in capo, perché la gente non se ne addona che tu stai facendo la penitenza. O Padre tuo, che avere pure quello che hanno scusa, se ne abbete e ti darà mangianza soia. È vera ricchezza. Non accucchiate denaro e ricchezza in coppa a sta terra, perché ca, vierme e ruzzim fanno smandalare ogni cosa. E poi in coppa a sta terra ci stanno pure i mariuoli che vi vanno a rubare tutto quello che voi avete accucchiato. Facetevi invece un tesoro in cielo, perché là i viermi e i ruzzim non lo potranno mai subissare, e là nessuno assiste nei mariuoli che vi potranno a rubare, perché addostanno le ricchezze tue, là starà pure il cuore tuo. L'occhio è la luce. L'occhio sono la luce del corpo. Se l'occhio tuo è chiaro, tutto il corpo tuo sarà illuminato. Se invece l'occhio tuo è malato, tutto il corpo tuo sarà rindo oscuro. E si può, a luce che sta rindo a te, a diventare scurore,
come sarà nero chi lo scurore. Die sorte. Nessuno può servire a due padroni, perché uno vorrà bene e uno vorrà male, a lato. O vorrà stare qua prima e si metterà a smerdiare secondo. Non potete perché esse servite in lo stesso momento a Dio e denaro. E preoccupazione di tutti i giorni. Perché questa veriga? Non vi pigliate assai a prietto perché le capite a mangiare e perché le capite a vivere, che sono cose che servono solo per far campare in coppa a sta terra. E non vi pigliate a pensione manco per corpo vostro e per i panni, che servono solo per far comigliare. La vita vostra non conta chiudere o mangiare e il corpo vostro non conta forse chiudere i panni che vi mettete in gola. Guardate l'auciello che stanno in cielo. Loro non sembrano, non mettono e non fanno provviste indegni di loro. E vi posso assicurare che il Padre vostro che sta in cielo non le fa mai a mancare nessuna cosa. E voi non contate forse assai più a loro. E chi è voi per quando sarà fa è capace di allungare la vita sua pure in ora sola? E perché vi allarmate tanto per vestite? Guardate come crescono i gigli in delle gambe, non faticano, non filano. E beh, io vi assicuro che manca Salomone, con tutte le ricchezze che teneva, ha mai avuto una veste così bella. Ma se di veste così, tutte le ciure delle gambe, che oggi non ci stanno e rimane saranno bruciate, non farà assai più per voi, gente poca fede. Perché se vedi che nata volta, non vi allarmate mai dicendo, mo che ci mangia a ramma, che ci vivremo, che vestito ci metteremo in quello, perché solo quelli che non conoscono e non vanno bene a Dio, si fanno una chiuva per tutte queste cose. O Padre vostro che sta in cielo, sapete già che vi servono tutte queste cose, perché queste veriche, cercate sempre prima cosa il regno di Dio e cercate di fare sempre volere suo, e tutte le altre cose vi saranno date più. Non vi allarmate troppo per rimane, perché ogni giorno vi porta una pena nuova, ogni giorno basta la pena sua.